L'Akragas ha svolto ieri pomeriggio allo Stadio Esseneto un allenamento congiunto con la formazione juniores dell'USD Agrigento allenata da Beppe Catalano e Pasquale Iacono. Dopo il riscaldamento le due squadre hanno disputato una partita con due tempi da 30 minuti ciascuno. Il mister Raffaele Di Napoli ha schierato inizialmente la seguente formazione: Lo Monaco, Mileto, Russo, Visente, Pisani, Danese, Carrotta, Sepe, Parigi, Saitta, Salvemini, mentre il portiere Vono ha difeso la porta degli avversari. La partita è servita anche per provare gli schemi e gli uomini in vista della sfida di domenica contro la Virtus Francavilla, tutti presenti all'allenamento tranne il difensore Scrugli infortunato. Oggi l'Akragas ha svolto la rifinitura all'Esseneto e subito dopo partenza per Cosenza, sede della prima parte del ritiro prepartita. Ringraziamo l'Akragas per aver dato la possibilità a questi giovani ragazzi di provare l'ebbrezza dell'Esseneto, di giocare contro la prima squadra, è sempre una cosa piacevole. Secondo me dovrebbe succedere ogni giovedì anche altre scuole calcio, anche altre squadre avere la possibilità di confrontarsi con questi giocatori, con questi professionisti. È stata una bellissima esperienza, ripeto, ringraziamo sempre la società Akragas. Io ho fatto parte per anni e mi sento sempre a Granacantino e spero sempre nel mio cuore che si possano risolvere tutti i problemi societari, i problemi di squadra e che questa squadra possa raggiungere l'obiettivo della salvezza, perché la Serie C, la Lega Pro ad Agrigento è una cosa molto importante. Ma i miei giovani, noi siamo una piccola scuola calcio, cerchiamo di far divertire i nostri giovani, di farli crescere. Ogni tanto quando ci danno la possibilità di farli confrontare con questi professionisti, che è stata una bellissima giornata di sport per loro specialmente, e niente, andiamo avanti, facciamo il campionato junior, il campionato allievi, quindi cerchiamo di portare avanti un progetto che è quello dello sport e del divertimento puro. Ma ragazzi, quest'anno non l'ho ancora vista giocare, però vedendola anche oggi contro i miei ragazzi si vede che hanno un'idea di gioco, hanno un sistema di gioco collaudato. È normale che in questa situazione, diciamo, di stallo, dove forse ci sono un po' di problemi, io non sono all'interno, però al di fuori si percepisce che c'è qualcosa che non va, è normale, non hanno la giusta tranquillità per poter esprimere tutto il loro potenziale.